Buon pomeriggio a tutti qui dallo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto. Va di scena la settima giornata di campionato d'eccellenza della stagione 2014-2015 che vede il rugby Mogliano ospitare la Rugby Rovigo Delta in uno dei match più interessanti sicuramente di questa parte del campionato. È la prima volta effettiva che Mogliano viene nella metacampo di Rovigo e torna a casa con 3 punti, quindi... E fosse in controrag, vediamo se riusciamo a strappare il pallone. No, semenzato dentro per Gega. Avanzano di 10 metri. Posizione Tentativo 0. di drop da parte di Barrò che trova l'H. Accidenti. Molto ben strutturata, molto ben giocata. Vediamo al lancio Rovigo, vediamo se riusciamo a Rovigo riesce a impostare un'azione d'attacco qui. Ben letta da Van Buren che va Van subito Buren a sporcare la palla che era destinata a Montariol. Ottimo subito la pulizia, una posizione 0 e Barrò che va a pulire la propria... La palla non esce, area recuperata difensiva da Bortolussi, contrattacco del Rovigo con Basson, c'è spazio c'è la largo. superiorità anche numerica del Rovigo. Onori Mastorovic temporeggia, perde poi il terreno, Forza intanto ragazzi, si ricompone Gawini. la linea di Mogliano, buttiamo dentro Menon, cambia fronte il Rovigo sul lato destro, adesso dentro con gli avanti, Quaglio. Boggiani ben impattato Sì. di nuovo a sulla linea sinistra, da Cecchinelli, superiorità insomma, del Rovigo, guai Eccola a qua. mancare la meta qui perché siamo a un metro Meta. di meta da parte di di Francesco Menon su ottime mani di Caffini se non sbaglio, di Ruffolo per cercare il contrattacco e sugli sviluppi viene una segnatura, quindi ottimo uso del pallone di recupero da parte del Rovigo in questo caso. Calcia in lungolinea, il pallone in campo viene recuperato da Pavan, poi il contrattacco ora nella metà campo del Rovigo, calcetto a seguire da parte di Van Zyl, recupera Basson, a sua volta si libera al piede, la palla rimane in campo nel lungolinea, monta la pressione del Rovigo, Barrò ancora al piede ovviamente, appena under però, attenzione. Situazione di gioco rotto, sì, ora ci sono arriva... molti giocatori di Mogliano in fuorigioco, probabilmente ci sarà un penalty per Rovigo. E esatto. infatti sei stato buon profeta Antonio, perché portare in vantaggio Rovigo quando siamo ormai in scadenza del primo quarto, il pallone è un po' corto mi sa, e infatti Sicuramente un'incisività diversa, molto palla maggiore. comunque ancora un po' sciupata dal Mogliano, e qui al piede Basson nell'area dei 22, attenzione, un pallone molto pericoloso, e qui purtroppo c'è un intervento scomposto, l'arbitro Liperini interrompe il gioco e quindi purtroppo Allora, Matteo sì, Ferro viene richiamato dall'arbitro come Liperini, minimo prenderà un giallo, e prende c'è rosso il cartellino diretto. rosso, E magari rimessa Pippo a non tre ci ha Mogliano, mi pensato sembra 2 volte. storta. Comunque parte in quarta Gega sul pallone affidato ora a Cicchinelli, a Bocchi. Palla al largo, attenzione, subito a tentare di sfruttare la superiorità numerica con Enrico Ceccato, al largo Onori, e attenzione Van Zyl va direttamente Grandi gambe in di meta. Van Zyl, grandi E adesso gambe di Van Zyl. Con l'ingresso di De Marchi però lo abbiamo già pagato. arriva anche la trasformazione di Aristide Barrò. Il pallone ha temporeggiato e poi è andato a mettere il placaggio. Se anche Matteo avesse avuto questo tipo di disciplina qua probabilmente sarebbe ancora in campo. Ottima iniziativa al piede di Barrò con un chip che ha scavalcato la difesa del Rovigo. Mogliano mantiene il possesso, non era facile. Attenzione al largo, ora l'inserimento di Riccardo Pavan che si trova a Basson, lo scarta con un al lato e poi arriva Semenzato, sostegno di Barrò e arriva Molto di nuovo. bene. Attenzione, Molto meta bene. di Tommaso Boni. Disturbo intercetto, in realtà gli hanno girato intorno all'esterno e Pavan ha preso un buon corridoio, poi Quindi un'altra possibilità per i bianco-blu, padroni di casa, conducono 20-5 e si va su un'azione sempre sul lato chiuso con Ceccato, pallone a Onori. Rovigo riesce a rallentare l'azione del Mogliano, poi ci pensa Barrò, ottima iniziativa Troppo per Alvors facile. che punta dritto e va a schiacciare in meta, e attenzione perché sta arrivando un cappotto. troppo facile che dovevamo fare, che era quello di sacrificarci. In realtà, come vedi, sulla costruzione della linea ci siamo, ma poi sulla salita e sull'impatto stiamo facendo fatica. Ho visto mete tecniche concesse con molta facilità a Viadana e a Calvisano, dallo stesso arbitro, mi ricordo bene, mi assumo la responsabilità di quello che dico.
e adesso ancora una volta Rovigo non riesce ad avanzare, però Mojstorovic viene fermato sulla linea di meta. Ottima difesa al largo del Mogliano. Rovigo insiste e va a marcare meta con Marco Frati, mi sembra. Siamo riusciti a portare a casa la segnatura. Intanto Mogliano si prepara a fare un doppio cambio, quindi rientrerà sicuramente Pavan per i 10 minuti. Per un fallo grave da parte di Matteo Ferro del Rovigo, che ha meritato appunto l'espulsione definitiva. E poi giusto la partenza di Matt Cornwell, che lo scorso anno ha pilotato il Mogliano fino alle semifinali. Arrivano altri 3 punti del Mogliano, uno schema che abbiamo già visto molte volte. Primo blocco rosso-blu con Ruffolo, va in spinta il Pac, sembra una spinta vincente questa volta, e arriva meta. Il toccato a terra del Rovigo. Meta di De Marchi. Meta di Andrea De Marchi. Una volta nel calcio saltano gli schemi e si va un po' a giocare sul personale, sull'orgoglio. Il Rovigo recupera palla, Mojstorovic gioca velocemente, Farolini affida la palla a Ngawini che deborda sulla sinistra, trova il vantaggio, il break, attenzione, iniziativa di Billy Ngawini per il Rovigo che arriva a un passo dalla linea 22. Ancora un pallone perso, è un gioco molto rotto, molto bene per il Mogliano, si riesce a gestire questa superiorità. Sperandio ha ottime gambe e sicuramente farà danni, e infatti così è. Credo che questa sia la meta che chiude la partita. Un pallone che andava giocato da parte del Mogliano, e questo è nelle caratteristiche quella della squadra di Pippo Frati. A fondo Tush recupera il pallone Saccardo, percussione sulla parte centrale del campo, semezzato Endrizzi, ancora superiorità numerica, e adesso arriva un'altra meta per il Mogliano e sono 5 le marcature bianco-blu. E poi con grande esperienza la mischia ordinata trevigiana raramente è stata messa in difficoltà dal Pac Rodigino. Arriva la trasformazione e finisce così con il punteggio di 42-17 per il Mogliano sulla FMCZ Rugby Rovigo. Con un Mogliano che fa una grandissima partita, con delle ottime segnature. Rovigo che paga un'ingenuità gigantesca di Matteo Ferro